Ready? One, two, three. That's right. With cocky girls, selling frocks and shining pearls. Lick my fingers, ladies swoon, the hottest dancer in the room. I'm a bad boy and I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy and I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Sack swings a thing with a ring-a-ding-ding, and I get wings when I sing. Ragtime, reason and rhyme, I'm the reason you're divine. Rumba, mambo, Latin samba, the ladies in the house sing. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. I'm a bad boy. I'm a bad boy. I'm a bad boy, I need to dance. If I don't dance, Mi sta guardando. La vita è bella, ma il pittore è meglio ancora. First dance is always free. Vedendo la sua vita mi sono resa conto che ha lo sguardo, l'atteggiamento dell'umanista, perché mi sembra una persona che partendo dagli studi di filosofia ha comunque legato con tutto ciò che la lingua esprime, quindi la letteratura, poi la letteratura locale, lo studio delle lingue. Le lingue per lui sono sostanzialmente due, e in realtà la lingua madre, che poi io la definisco la lingua dell'esperienza, il dialetto, in realtà, no? L'esperienza che si prova, che si vive nel calore della famiglia, nell'infanzia, e per esempio anche nel suo gioco di parole, non solo aste, quando appunto a scuola, forse già dall'infanzia o alla primaria, era obbligato a fare aste e diceva che tutto sommato si divertiva. Io non ci vedo niente di divertente, mi sembra solo ripetitivo. La lentezza. Esatto, però poi si recupera magari questo senso, no? Che c'era dentro del tempo. La manuenza. E poi la lingua colta, l'italiano, la lingua della conoscenza, la lingua dello studio, che porta a fare tanti giochi di parole, tanti anche nonsense, e a ironizzare e trovare delle strade che sono quelle personali, quelle nelle quali lui si è battuto. Devo dire che leggiucchiando cose su di lui ho riscoperto, come qualcuno ha già detto, forse dei contatti familiari, al lessico familiare di Natalia Ginzburg, perché è inevitabile. All'interno di questa famiglia, chi non ricorda il padre che diceva non fate potacci, non fate sbrodeghezzi, incitando i suoi figli a mangiare in maniera educata. E allo stesso modo lui mi ha fatto riaffiorare un mio piccolo carnet di parole. Mio padre, per dire di un bambino affettuosamente com'era, diceva
piccinei maramatto vero, che non voleva dire assolutamente niente, però era un abbraccio di parole. Ecco, invece Francesco si avventura e scrive opere intere anche in dialetto. Questo non solo, che non è una parola usuale, appunto il non solo è questo sacrestano che ha operato da tantissimi impegni, vive quasi in maniera castigata questa sua missione perché ha troppe cose da fare e si sente sempre in debito, non è mai appagato, non è mai soddisfatto, non è mai contento, finché sensi di colpa che sono tipicamente forse legati alla cultura, alla religione, alla tradizione veneta e anche a questo senso del dovere, di grande responsabilità, finché l'incontro diretto con la venuta, con Gesù Cristo, lo libera, e poi attraverso il vino, che anche quello è un oggetto mediatico, no? Liberatorio. Quindi questa cultura veneta che si riaffaccia, una cultura che ha dentro vari aspetti. Per esempio stasera vi sarete domandati come mai nell'invito apparivano quelle frasi sulla canzone Quel mazzolino dei fiori, no? Ma che strano, scrittore, ma è una canzone. E in effetti queste parole stanno ad indicare che lui ci accompagnerà in un percorso fatto di quadri che vedono la donna, la vita quotidiana, le situazioni che si ripropongono nell'amore in maniera ironica. E quindi passando dal Veneto ad altre regioni affronterà come dire, la disponibilità a viversi e a vivere la propria identità di genere. Una donna castigata che subisce, e spesso quella veneta di un tempo, e non mancano i testi, no? A favore di questa. Invece sostenere. Sì, un po' più decisa e anche emancipata, perché lavorava e aveva anche una figura matriarcale forse un po' più decisa, scendendo dalla Toscana verso giù, verso Roma, per poi arrivare al sud, dove le donne hanno moltissime volte la gestione di tutto, insomma. E in questi quadri appunto questa sera ci accompagnerà, ci divertirà. Le sue opere sono svariate, ha scritto fiabe, è stato un maestro e quindi sapeva come avvicinare i bambini alla lingua, ed è importante questo, ovviamente ricordare Rodari è quasi banale, ma tutti quelli che stanno con i bambini giocano con le parole, i nonni, le persone vicine, gli stessi abitué dell'incontro, no? Giocano con le parole, perché si crea una comunicazione che non è solo del significato vero e proprio, ma è del senso che si vuol dare a quella comunicazione, il suono, la musicalità. E quindi ha scritto per esempio in queste sue ometti neri in camera delle fiabe, favole che sono... fiabe perché sono moderne, no? Proprio l'ispirazione è davvero Rodari, che non parla di principesse, regine, eccetera, ma sono oggetti che si animano all'interno della casa, dell'appartamento, degli oggetti a partire dai quali nasce la fiaba. Ad esempio, dico solo questo, Ulisse, uno dei protagonisti, sono 20, entra in casa, trova nel divano un'impronta, vede un'impronta e immagina che ci sia una pecora e poi 3 pecore in camera, 10 sul terrazzo, e a quel punto esce e va a dormire in macchina perché non c'è più spazio, finita la fiaba, cioè proprio, e quindi poi continua con 20 particolari interni dell'appartamento, cioè ometti neri in camera. Non si è fermato solo a questo, ha fatto anche una raccolta, sta curando una raccolta di testi, di poesie erranti, di poesie itineranti, una poesia da muggia cattolica, quindi tra storia, attualità, incontri sotto costa adriatica, passioni e amori. Ed è veramente creativa questa cosa, perché c'è una geografia quasi della lingua, questo andare nei vari posti e raccogliere le sensazioni e poi esprimerle. E mi incuriosisce questo libro, devo dire. Questo uscirà in settembre. Ce lo prenotiamo. Sì. Poi ha curato anche l'aspetto culinario, perché ha scritto un libricino che secondo me è andato a ruba, perché 10 ristoranti a 10 euro a Treviso a mezzodì
penso che sia un manuale da tenersi in tasca. Sì, era un divertimento, così, siccome mangiavo spesso fuori, mi è venuta la voglia di cogliere quelli che sono i posti più interessanti, sempre a modico prezzo, dove si mangi bene e anche ci sia un'atmosfera accogliente, simpatica. Allora ho scritto per ognuno queste piccole brevi poesie e poi sì, in effetti hanno avuto un loro successo per la gente che poi va a provare, a vedere, eccetera. Infatti l'indice c'è addirittura uno lo spunta, no? Provato, visto, eccetera. Tutto qua c'è un divertimento. Questo divertissement però è molto bello, secondo me è molto creativo ed è appassionante lo studio che ne fa appunto delle cose. Per questo io ho trovato questa facciata, questo anzi contenuto da umanista, quando si andare a cercare e a non perdere quelli che erano i significati profondi, perché le sue tematiche importanti sono legate sì all'infanzia, che è un mondo magico, incantato, incontaminato, e poi soprattutto ad una parte della nostra storia, gli anni 60. Questo mondo che ha visto il boom economico, che ha probabilmente fatto sorridere, sperare tutti verso le cose migliori, verso anche un'emancipazione forse un po' frettolosa, perché facile, e quindi l'arrivo degli elettrodomestici, tutte queste cose, il cambiare più volte abiti, auto, eccetera, era tutta una frenesia del vivere che poi non portava in luoghi veramente di pace o di felicità, anzi portava forse a rimpiangere quello che era il mondo, tra virgolette, antico, il mondo della campagna, e quindi c'è questo dissidio. Sì, è centrale, infatti per me quel momento lì di passaggio, secondo me ci siamo un po' bloccati lì da un certo punto di vista, cioè da un lato abbiamo almeno io ho colto la leggerezza, il sogno di quegli anni, no? Ancora sono legato a quel mondo, anche io sono un appassionato di auto e mi piace proprio l'auto anni 60 e il sorpasso, per dire, cioè quell'andare al mare ad esempio che ti fa sognare, no? Al di là. Però nello stesso tempo poi c'è il risvolto della medaglia, il consumismo, l'inquinamento, eccetera, no? Per cui, cioè, la saldatura tra il prima e dopo trovo che non sia avvenuta in modo chiaro. Penso anche, non so, alle persone di una certa età, la mia nonna, prima si parlava del paese, delle vicende legate al paese, come sta questo, come sta quello, da un giorno all'altro soap opera, televisione. La TV va soppiantata. E quindi mettere insieme il prima e il dopo è un po' la cosa che dobbiamo ancora riuscire a fare, secondo me, anche la campagna, le nostre radici, poi il dopo, è tutto rappresentato. In una mia poesia scrivo appunto dell'autogrill, no? In cui si proprio rappresenta la nostra, almeno la mia contraddizione. Da un lato vai in autostrada, vedi la poca campagna rimasta qui e là, magari distrutta, poi vado in autogrill e io, non adesso, insomma anni fa, mi piaceva da morire sta roba di vedere dall'alto ste auto che passavano come un bambino, no? Quindi ho vissuto dentro di me proprio questa contraddizione, no? Della bellezza di un certo mondo che sta cambiando senza vederne magari i limiti, e dall'altro il tentativo di ritornare anche alle nostre radici, perché sono vissuto sia in campagna che in città, per cui da un lato ho Calvino dentro con il suo mondo, la Marco Valdo, e dall'altro anche, non so, per dire, la malora delle... Sì, c'è un po' tutto, no? C'è questo mix che ancora è da districare, secondo me. Insomma, tutti dentro di noi abbiamo questa contraddizione, quindi la lingua poi rappresenta questa cosa. Da un lato c'è il dialetto, la tua anima, che poi tendi a rimuovere, a parlare in italiano, poi li vedi quando sono al ristorante, dopo un po' che bevono 2 bicchieri di vino, cominciano a parlare in dialetto, a ritrovare la propria anima. Allora dico, cioè un attimo, no? Cioè, invece c'è questo atteggiamento alle volte che non trovo in altre regioni, un po' di vergogna quasi per la nostra lingua, e che magari a Napoli non c'è, in Sicilia non c'è, da noi invece ci vergogniamo di più, e io vorrei invece che anche il dialetto fosse recuperato, ma in maniera alta, in maniera aperta, giocando con la lingua, con gli altri dialetti, come faremo fra qualche giorno con il nostro Agostino, e che è napoletano, possibile, è vicino, ecco, a Napoli, e quindi giocare alla Meneghello, quello è il mio modello, Meneghello,
no? Cioè, che viveva in Inghilterra, parla in dialetto, parla in italiano, gioca con la lingua, ci mette dentro l'inglese, cioè facciamo saltare sta cosa, no? Sti compartimenti stagni, no? Questa cosa è insopportabile. Credo che molto abbia fatto la scuola però su questo. Sì, beh, certo, perché lì ha vinto anche la tendenza un po' centralista e poi c'era bisogno di unità, l'unità d'Italia si è fatta anche con la lingua e forse lì ha massificato tutto dalla fine dell'Ottocento, anche se le buone resistenze secondo me ci sono, perché Zanzotto e altri, cioè sono poetiche, scrittori che non hanno assolutamente nulla da rimpiangere all'uso del dialetto, e che sembra sempre un po' una lingua di serie B, ma ha delle sfumature, dei colori, delle intensità irripetibili. Però attenzione, cioè c'è dialetto e dialetto, perché se facciamo la poesia in dialetto sempre legata alla nostalgia, quanto bello una volta menona, cioè allora hanno ragione, cioè meglio che non ci sia, cioè meglio rimuoverla quella roba lì. Cioè se invece riusciamo a giocare con la lingua dialettale, a renderla viva, e perché dobbiamo sempre parlare di malinconie, di robe tristi, ma renderla viva, allora sì. Forse abbiamo tanti. Sì, perché c'è, come diceva, no, poesia in dialetto e poesia dialettale, cioè sono poi anche due cose un po' diverse. Cioè quella un po' legata al folklore, eccetera, anch'io, cioè, anzi, cerco da lontano, mi dà un po', proprio perché cerco di scrivere in dialetto in un certo modo, ho un po' di fastidio per quel modo di scrivere in dialetto, sempre legato alla malinconia, alla nostalgia, eccetera, insomma. Ma questa sera non sarà triste. No. Questa sera appunto ci accompagna in una sorta di cabaret recitazione, perché lui la lingua la anima, la rende viva, piacevole e trasgredisce probabilmente a questo essere solo dei testi scritti, no? Le interpreta vivacemente. Molte volte il ruolo per interpretarla è quello del bambino, essere bambino da adulti ed essere adulto da bambino. Marco Valdo su questo insegna. Il primo libro che ho amato. Sì, bellissimo. Ho una grande curiosità, devo dire, e desiderio di ascoltarlo. Come è nata sta cosa? Così faccio un breve e pudico omaggio a mio padre. Mio padre è morto qualche anno fa, negli ultimi tempi aveva dei problemi alla memoria e io ho pensato di farlo cantare, prendere queste canzoni che lui già conosceva, popolari, e si cantava insieme e le facevo anche trascrivere, e leggendo il testo di queste canzoni mi sono soffermato sulla figura della donna che emergeva da questi testi, che era sempre una figura un po' umbratile, un po' sofferta, un po' masochistica, eccetera. Ho detto, ma guarda un po', aspetta che vediamo un po', mettiamo insieme sta cosa e magari ne esce qualcosa di interessante. E da qui è nata tutto qua, insomma, così faccio un omaggio a mio padre che ci tengo. Bene, e perché Misso, poverina, mi fa piangere e sospirare. Breve analisi comparata e ironica della canzone popolare del Veneto e dintorni. Emilia. In questa notte stellata la mia serenata la dedico a te, Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare alla mia bella, al casolare. Conoscete tutti, canzone assolutamente vitale, all'insegna della gioia di vivere, dell'amore per la propria terra e per la propria donna. Andiamo in Campania. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa, una giornata e sole, oh sole mio. Cioè qui abbiamo il massimo, addirittura un vero e proprio trionfo, esaltazione della vita. Veneto. Me
compare Giacometto e aveva un bel gaetto, quando il canta il verso il becco e fa proprio innamorare. Ma chi l'ha scritta sta roba? Un anonimo? Beh, torniamo in Puglia. Tiriamoci su. Quanto è bello lo primo amore, il secondo è più bello ancora. Con quel tuo amico Cosoli Renato non cacca mica il mondo anche se l'ho baciato. Secondo me ti sbagli, sei esagerato, perché col farmacista io ci ho cenato. Sensibilità, libertà, sensualità. Anche sotto il profilo più propriamente erotico, tutto comunque all'insegna del gioco, della leggerezza. Veneto. A biondina in gondoletta, l'altra sera gomena, dal piassera poveretta, la sa debota in dormenza, addormiva su sto brazo, mi ogni tanto svegliava, ma a barca che ninava, la tornava in dormensar. Come potete notare, una vibrante testimonianza di vita erotica, sentimentale, a dir poco tumultuosa. Ma da Venezia passiamo a Vicenza, un grande autore tra l'altro, niente da dire, da Ponte, sul ponte di Bassano. Sul ponte di Bassano la ci daren la mano. Piacere, aspirante moroso, la ci daren la mano ed un bacin d'amore, già meglio, per un bacin d'amore succedon tanti guai, ma va, per un bacino, non lo credevo mai, dovermi innamorare, volerti tanto bene, un mazzo di catene che mi incatena, un mazzo di catene addirittura, che mi incatena il cuore, che mi incatena i fianchi, io lascio tutti quanti e siamo già alla rinuncia totale, alla clausura. Non mi marito più, non mi marito più, non mi marito più, ma chi ti chiedeva di maritarti? Chi ti chiedeva di maritarti? Ma certo, ci sono anche nel Veneto canzoni all'insegna della spensieratezza, della gioia, del piacere. Pensiamo alla canzone dell'osteria, quella strana enoteca con camera, col dono dell'ubiquità, in grado di mescere vino contemporaneamente da una parte e dall'altra del nostro glorioso fiume Piave, fiume sacro alla nostra cara e amata patria. Di qua, di là del Piave, sentite la sottile leggerezza del tono. Di qua, di là del Piave ci sta un'osteria, ripetuto, un'osteria, per chi non l'avesse capito, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare ed un buon letto per riposare. E dopo aver mangiato e ben bevuto, ripetuto, e ben bevuto, per chi non l'avesse capito, e ben bevuto. Mia bella mora, mia bella mora, stiamo esplorando altri campi del piacere. Mia bella mora, se vuoi venire, questa è l'ora di far l'amor. Di far l'amor con quel tono da ombre, di dormire è l'ora, altro che di far l'amore. Mia bella mora, se vuoi venire, questa è l'ora di russar, de ronchi, come dice, di digerir, de pair. Ma spostiamoci a questo punto in Trentino. La classica canzone del Trentino che tutti conosciamo. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e guarda ben che noi se bagna, che lo voglio regalar
lo voglio regalare perché l'è un bel masetto, lo voglio dare al mio moretto stasera quando viene. Attenzione, qui la canzone comincia a prendere una brutta piega. Stasera quando viene sarà una brutta sera. E perché? Di grazia. E perché sabato di sera lui non è venuto da me. E dove è andato mai sto bel moretto? Non è venuto da me. L'abbiamo capito? L'è andata la Rosina, quel porco. E perché mi son poverina, il titolo, no? E perché mi son poverina, mi fa piangere e sospirare. E qui ritorna la poverina della gondoletta. Ma perché mai, cara la mia poveretta, che piangi e sospiri, se lui, il tuo bel moretto, quello che avevi conosciuto in gondola sotto il ponte dei sospiri, dove ti eri addormentata sul più bello, perché mai, oh poveretta, ti ha tradito? Lui ti ha tradito e tu gli porti un mazzolino di fiori. Perché? E stai pure attenta che non si bagni. Perché non glielo fai ingoiare quel mazzolino di fiori? Perché non glielo cacci in gola? Così bello, grondante, acqua. Forse perché, poveretta, ti senti in colpa per esserti addormentata quella fatal sera sul più bello. Bene ha fatto invece quel tuo moretto a tradirti. Anzi, sai che ti dico? Spero proprio che quel moretto sia, come sospetto, il famoso spazzacamino dell'omonima canzone, un po' trasgressivo, non dubiti Rosina, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere, su e giù per il cammin, ma bravo giovanotto, m'avete accontentata, m'avete ben spazzata, la cappa del cammin, bum bum. Ma non c'è, è vero, solo lo trasgressivo ma vitale spazzacamino. Ci sono altre canzoni perfino, ed è tutto dire, canti di montagna, allegri, positivi, almeno ad ascoltare i primi versi. Vi ricordate questa? Lassù sulle montagne, tra boschi e valli d'or, lassù sui monti echeggia un cantico d'amore, vette appuntite, boschi ubertosi, valli dorate, cosa volete di più? Antichi canti d'amore. Lassù sulle montagne, tra boschi e valli d'or, lassù sui monti echeggia un cantico d'amore. La montanara uè, la montanara uè. Ma cos'è sta montanara uè? È contro ogni tentazione sta montanara uè. Un quintale e mezzo di montanara, tettone enormi che scendono sobbalzando dalle marghe alla conquista di infinite vallate, fondo schiena gigantesco, scarponi chiodati che avanzano inesorabili, la Wehrmacht. La montanara uè si sente cantare, cantiam la montanara, e chi non la sa e non la so e non la voglio sapere, salvatemi, vi prego, dalla montanara uè uè. Ma anche in altre regioni, qualcuno potrebbe dire, ci sono canti tristi, tristissimi. Quale canto più triste del siculo? Vitti na crozza. Vitti na crozza sopra nu cannoni. Cioè, ho visto un teschio, dico un teschio sopra un cannone. Cioè. Ui curioso e civosi spiari. Sono stato curioso e ho voluto spiare, guardare.
Idda m'ha rispugnato con gran dolori. Lui mi ha risposto con grande dolore. Morirò senza un tocco di campani. Sono morto senza un tocco di campana. Terza strofa. Consiatemi l'uletto. Preparatemi il letto funebre. Caddali vermi su, mangiato tutto, che sono tutto rosicchiato dai vermi. Però il ritornello c'entra niente col resto. Sublima tutto, manda tutti allegramente a quel paese, morte e vermi compresi. Tira la lira, l'allero, la lira, l'allero, la lira, la. Tira la lira, l'allero, la lira, l'allero, la. Sublima tutto, straordinario, una vera liberazione. Da noi invece le strofe sembrano magari sul momento meno crude, non mettono in campo né teschi né vermi, ma il ritornello non riscatta per niente, anzi ribadisce, conferma inesorabile il concetto di fondo delle singole strofe. Attenti. Nella valle c'è un cimitero di noi soldati. Ritornello dovrebbe riscattare, confermare. Toppin, toppun. Conferma, toppin, toppun. Cimitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovare. Toppin. Conferma, altro che libera, conferma. Oppure il canto ha un avvio all'insegna della speranza, ma finisce in tragedia. Sentiamo. Quando saremo fora della Valsugana. E qui, quando saremo fora della Valsugana, ricordate, qui immaginiamo dei soldati che dopo mesi e mesi di dura e penosa trincea sognano finalmente di tornare a casa. Quando saremo fora della Valsugana. Noi andremo a trovare l'amorosa, uno pensa, no? Noi andremo a trovare la mamma e veder come la sta. Vabbè, come starà mai sta mamma? Starà senz'altro bene, no? Stai scrivendo una canzone per aiutare sti poveri cristi da mesi sprofondati nel fango delle trincee, tormentati dai pidocchi, non li mandi né dall'amorosa né da una qualsiasi altra donna con cui almeno teoricamente potrebbero scambiare un qualche ormone, li mandi dalla mamma, starà almeno bene la mamma. La mamma la sta bene, lei è il papà che le ha ammalato. Ma è come il papà le ha ammalato? Cosa ti costava dire che scoppiavano tutti di salute? No, il papà le ha ammalato, bastardo. Ma chi sei? Un impostore? Sei una spia del Kaiser? La mamma la sta bene, lei è il papà che le ha ammalato. Il mio ben, parti soldato. Il mio ben? Come il mio ben? Il mio ben partì, ma se sei tu, la mamma la sta bene, il mio ben partì, ma se sei tu il soldato che è partito soldato, cosa vorresti insinuare? Che il soldatino ha un amichetto del cuore, roba da morte a Venezia, sarà mica Thomas Mann l'autore, vero? Vuoi vedere che tra un Buddenbrook e l'altro, per arrotondare, ha scritto una canzone per il nemico? Vabbè, ho capito, stai parlando dell'amorosa. Bene. Ma la tua non è un'amorosa brillante, desiderosa di stringere il suo bene. Tu spingi fuori sempre la solita amorosa poveretta istituzionale, addormentatasi sulla gondola, che si è imbullonata in famiglia, in mezzo ai futuri suoceri pieni di reumatismi, acciacchi, attorno al focolare. Eccola, la poveretta, con la copertina sui ginocchi, su una sedia a dondolo, triste, mesta, un po' addormentata, che si lamenta con quella sua voce impastata. Tutti mi dicono che lui si trova un'altra amorosa. È lei, è sempre lei. Il moroso è riuscito a metterle le corna anche in trincea. Tale è la pesantezza di questa donna che lui, il moretto, riesce a trovare il modo di tradirla anche al fronte.
tutti mi dicono che lui si trova un'altra amorosa, è una storia dolorosa, che mi credere, non so, e fai male a non crederci. Triste istituzionale morosa, perché quello, il tuo moroso, è disposto a rischiare la corte marziale, a uscire nottetempo dalla trincea per cercare una donna viva, col sangue che le pulsi nelle vene. Stiamo parlando, lo ricordo, non di uno sprovveduto moroso, ma di un selvaggio spazzacamino in divisa, che imbrattatosi la faccia di carbone esce come una bestia di notte dalla trincea per raggiungere le retrovie, in cerca di qualche focosa infermiera, magari in compagnia di Hemingway, che sta cercando ispirazione pure lui per il suo addio alle armi. Su e giù per le trincee, di qua e di là del Piave si sente la voce allegramente dello spazzacamin. Mi spiace soldatino che il mio camin l'è stretto, povero giovanetto, come farai a salir? Non dubiti infermiera, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il cammin. Oh bravo soldatino, m'avete accontentata, m'avete ben spazzata la cappa del cammin. Pom pom. Ma no. Diciamo la verità, non è vero che le canzoni dalle nostre parti siano tutte, a parte questa fulgida, un po' trasgressiva dello spazzacamino, così tristi, senza il benché minimo barlume di piacere. Ci sono anche canti che sanno esaltare il godimento che può offrire, certo, il vino, come il famoso canto Vinassa, Vinassa. Vi ricordate? Là nella valle c'è un'osteria, è l'allegria, là nella valle c'è un'osteria, è l'allegria di noi alpini. Un po' greve se vogliamo, a sfondo robustamente ecologico, ma certamente un canto nel segno dell'allegria. Vediamo come prosegue. E se son pallida nei miei colori, non voglio dottori, e se son pallida come una strassa, vinassa, e fiaschi de vin pallida, come una strassa, non vuoi dottori, curati, muori, schiatta, vinassa. Vuoi vedere che questa è sempre la poveretta, addormentatasi la prima volta che era uscita in gondola, che porta un mazzolino fiori e il suo bel moretto proprio il giorno che questi la tradisce, che viene di nuovo tradita, sempre da quello stesso moretto in Valsugana. Vuoi vedere che stiamo ancora parlando dell'amorosa, dell'alpin spazzacamin, alcolizzata, col fegato devastato, che decide di bere e di farla finita. E che ci fai con una donna così? I nostri alpini, infatti, disperati, preferiscono alla fine tornare alla grande madre celeste salvatrice. Là sul Cervino c'è una colonna, è la Madonna di noi alpini. Cioè, ma vi ricordate com'era iniziata sta canzone? Là nella valle allegra c'è un'osteria, è l'allegria, doveva essere la canzone dell'allegria, si è trasformata in una canzone da Anno Mariano. Poi termina, là, e questo si rialza il tono, là su quel monte c'è una lanterna, requiem eterna per noi alpini. Cioè, una roba allucinante. Ma c'è un altro canto, in realtà, assai famoso, che parla del nostro alpin spazzacamin. Analizzandolo con attenzione si evince che il nostro giovane, consumata la penosa esperienza con la poveretta, definita tra l'altro in un'altra canzone esiste, la smortina, esiste, dopo averla tradita al fronte con l'infermiera, sembra abbia anche vissuto un pur fugace rapporto con un'altra ragazza, tale Mula de Parenzo, giusto? Mula de Parenzo, figura per molti versi opposta a quella della smortina. Sentiamo le prime note, le prime strofe.
La mula de Parenzo, l'ha messo su bottega, de tutto e a vendeva, fora che il bacca. Cioè, inizialmente l'Alpin Spazzacamì, prima di conoscerla di persona, pensava si stesse parlando di un'asinella, di una mula che aveva messo su un bazar, vai a vedere, una favoletta edificante dei fratelli Grimm. Solo dopo i primi mesi di naia il nostro capì che si trattava in realtà di una ragazza assai robusta, una bottegaia vissuta dalle parti, che viveva dalle parti di Trieste, anche se continuò a risultargli oltremodo oscuro perché mai in quella sua bottega quella mula vendesse di tutto, ma proprio di tutto, eccetto il baccalà. Forse, pensava l'Alpino, ci vogliono almeno 15 giorni per prepararlo il baccalà, che ti impregna tutta la casa, che se dovessi seguire una stretta dieta delle tre Venezie, tra baccalà, trippe, fegato alla veneziana con cipolla, verze in umido, fagioli di lamon, musetto con un po' di lardo, 3 bogoeti aglio olio, qualche nervetto, una mezza dozzina di sarde in saor, uno è poi costretto ad andare a dormire, si fa per dire dormire, in giardino, magari sotto una tenda, come dice la canzone. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. Sentivo il musetto giù per le spalle, le trippe, le verzi, i fagioli, i bogoeti e più di tutto quel benedetto baccalà a rotolar. La strofa centrale, comunque, della canzone La mula de Parenzo condensa in pochi fulminei versi le prime uscite romantiche del nostro Alpin Spazzacamin con la ragazza, nonché il precoce tramonto della loro storia d'amore. Se il mare fosse de toccio e i monti de Puenta, oi mamma che tocciae de Puenta e Bacaia, e perché non m'ami più? Cioè, analizziamo con cura i singoli versi. Se il mare fosse de toccio, cioè, qui evidentemente la robusta bottegaia condotta dall'Alpin Spazzacamin una domenica d'estate al mare, quel di Jesolo, immaginiamo, zona faro, davanti a uno splendido orizzonte di vele si lascia andare con entusiasmo al delicato commento: se il mare fosse de toccio. Cioè, non che l'alpino fosse un grande intellettuale, intendiamoci, ma era un uso dipingere qualche bella marina ogni tanto, un gabbiano, una barca a vela. Perché allora cominciò a gridare? Perché già è inquinato che basta il mare, o mula? Perché mi spinge a immaginarlo come fosse una pozzanghera, uno stagno nauseabondo di Marghera. Dopo la spiazzante uscita al mare, la domenica successiva, il nostro alpino, immaginiamo, provò allora a portare la mula in montagna tra le valli d'Or dove era nata, sperando una sua reazione un po' più romantica, ma come vide i monti tutto intorno, la mula, emozionata, commentò: se il mare fosse de Puenta. Abbiamo davanti ste belle vette innevate, mula. Sbotta l'alpino: non sarà Cortina, la perla delle Dolomiti? Siamo nella ridente Fonzaso? Ma pur sempre montagne sono, perché le devi trasformare in volgari fette di polenta? Se il monti fosse de Puenta, se il mare fosse de toccio e i monti d'Epo, e continuava inesorabile sta mula che pareva invasata. Oi mamma che tocciae de Puenta e Bacaia, e perché non m'ami più e non ti amo più, mia cara mula, non con le immagini che mi propini, mi smonti. Diciamo che non sento più tutto quel trasporto che sentivo un tempo, se il mare fosse de toccio. Il nostro povero alpino,
inutile dirlo, rimase inizialmente segnato da questo pur fugace rapporto con la mula. Ben presto però riuscirà a superarlo brillantemente grazie all'intervento della solita infermiera. Tutto ciò è ben descritto nel celeberrimo canto di poco successivo. Dove sei stato, mio bell'alpino, che ti ha cambiato colore? Così gli chiedono all'infermiera. È stata l'aria del Trentino che mi ha cambiato colore. Cioè, le sta bleffando ovviamente, è la mula che gli ha modificato i colori, non l'aria del Trentino, ma ha pur sempre un onore da difendere. I tuoi colori ritorneranno, e qui la svolta, i tuoi colori ritorneranno questa sera a fare all'amor. La benemerita infermiera giunge dunque nuovamente in soccorso del nostro alpino, lo porta all'interno della propria tenda, una parafarmacia da campo dalle parti dell'Isonzo, gli rifila 2 o 3 fialette ricostituenti e si dichiara pronta quella stessa domenica sera, terminato il proprio turno di lavoro, a far tornare al giovane alpino tutti i suoi colori, ma proprio tutti, mostrandogli la sua personalissima tavolozza da infermiera professionale. Ma l'incontro con l'infermiera, pure iniziato sotto i migliori auspici, avrà una fine a dir poco ingloriosa. Isolatasi con l'infermiera, infatti, all'interno della tenda della sua parafarmacia, sentiamo un po' cosa è successo, ce lo racconta la canzone. Quando fui stato sotto la tenda, non appena avviò le dolci pratiche, non appena cominciai a spogliare la mia bella, che successe sotto la tenda? Venne travolto dalle grida forsennate, non della benemerita infermiera, come ci si potrebbe immaginare, ma dalla montanara, con gli scarponi chiodati, strappa l'alpino dalle braccia della candida infermiera, lo trascina fuori di forza, trasportando in cima una malga, lo trasporta in cima a una malga dell'Isonzo, che viene steso su di un orto di cavolfiori, e ululando la montanara gli si avventa sopra, lui ancora col berettino bianco, con la croce rossa in testa, una giarrettiera al braccio, come se stesse misurando la pressione, mentre le mucche suonavano, citate. Le loro campanacci, un incubo, una vera e propria domenica bestiale, ricordata qualche anno fa dallo stesso Concato nella sua celebre canzone. E domenica bestiale, la domenica in malga con te, montanara come mi giro mangio un cavolfiore, lo confondo col tuo umore, e io che pensavo fosse bella la natura, per essere bella era bella sì, ma un bello da far paura. Dopo la destabilizzante esperienza con la robusta montanara e ciò non gli fa certo onore, che avrebbe lo spazzacamino, l'alpino spazzacamino avrebbe fatto molto meglio a rimanere un bel periodo da solo, a riflettere, cominciò a ripensare a chi? Come succede alla Smortina e a tutte le donne che rappresentava quel suo passato, a quella sua innocenza, a quella sua purezza delicata, a quella sua totale dedizione, a quel suo anticipare i desideri veri o presunti del maschio, a quella sua abitudine a sparire completamente nell'altro. La reincontrò e lei l'accolse come se niente fosse successo, esattamente come quella volta che lui la tradì con la Rosina, e lei gli portò il mazzolin di fiori. Dammi, oh bello, il tuo fazzolettino. Così gli disse la Smortina, appena lo vide, nessun rancore pareva portargli. Dammi, oh bello, il tuo fazzolettino, dammi, oh bello, il tuo fazzolettino, lo porto alla fonte, lo voglio lavare. Che sensibilità, che dedizione rassicurante, altro che la montanara, altro che la mula, pensò sul momento l'alpino. Te lo lavo con l'acqua e sapone. Beh, disse l'alpino, forse meglio anche un po' di varechina.
E lo lavo con l'acqua e sapone, ogni macchietta un bacino d'amor. Ma che schifo, Smortina, ti prego. Già si stava pentendo di averla chiamata ogni volta così. Te lo stiro col ferro a vapore, esagerata, col ferro a vapore, basta un ferro normale, non serve una locomotiva. E già riprendeva a togliergli l'energia quella Smortina, come un tempo, non c'era niente da fare. E lo porto di sabato sera. Anche sabato in tarda mattinata le rispose l'alpino, me lo passi dalla finestra, te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà. Perché di nascosto, di grazia? Faccio un salto lì dal giovane alpino, dice a tuo padre, riportargli il fazzoletto che ho trovato per strada giusto stamattina. Dov'è il problema? Gliel'ho visto cadere dalla bici, l'ho lavato un attimo proprio per non darglielo sporco e gli ho dato anche una passatina col ferro, già che c'è di nascosto di mamma e papà. Ma come si fa di nascosto? C'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello, così è dura in effetti Smortina. C'è chi dice l'amor non è bello, certo quello l'amor non sa far, perché tu, tesoro, avresti fatto all'amore? Così, lavando un fazzolettino? Diciamo hai fatto un po' di tirocini e un piccolo stage per aprire una piccola lavanderia. La tua amica lì, la mula, lei sì col suo bel bazar dove si vende di tutto, a parte il baccalà, è una cosa esagerata, no? Di compensate. E tu lì con la tua mini lavanderia dove si lavano solo fazzolettini da naso, salviette, asciugamanini, finché non inventeranno quelli di carta. Vedrai, sarai travolta dai supermercati. Sì, il nostro alpino, ripeto qua così poi colleghiamo, e tu lì con la tua mini lavanderia dove si lavano solo fazzolettini da naso, salviette, asciugamanini, finché non inventeranno quelli di carta, vedrai. Sarai travolta dai supermercati. Sì, il nostro alpino capì che non poteva tornare indietro, né con la Smortina, né con la mula o con la montanara. Uè. È davvero allora, per concludere, il fantasma di questa morosa, poveretta, lessa, lamentosa, mamma Madonna, sia in veste di Smortina che in veste ribaltata di Mura de Parés o di Montanara Uè, è quello che uccide inesorabilmente i giovanili ardori del nostro alpin spazzacamì. Certo un po' trasgressivo, lo riconosciamo, e voglio vedere che si salverà e scriverà un giorno parole definitive su queste sue impareggiabili morose. Le me morose vece, la mula e la Smortina, le tengo de riserva e quando spunta l'erba le porto a pascolar, le mando a pascolare insieme alle caprette e alla montanara uè. L'amor con le infermiere non lo farò mai più. Falso! Non dubiti, infermiera, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il cammin. Grazie. Okay. Grazie. 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 Adesso i testi delle canzoni sono completamente diversi. Penso di sì. Però lì c'è stato un mio, chiaramente, tentativo di mettere insieme quello che volevo, però una costante obiettivamente c'era di questa figura di donna così. Non ho fatto gran fatica a mettere insieme sta roba. Il discorso della sensualità, l'erotismo, ho sempre vissuto un po' con un senso di colpa, cioè non una cosa piacevole, punto, insomma, no? Come probabilmente in altri posti, ma poi non lo so, sarà anche un'idea. Però mi pare, insomma, possa esserci anche questo, no? Quindi il piacere che c'è, non so, in certe regioni così, no, in cui si nota la Campania, Emilia, eccetera, il piacere viene vissuto per quello che è, e qui sempre c'è un po' di retaggio probabilmente, poi non lo so,
saranno cambiate le cose adesso qua e là, però questo è un po' il modello, mi pare. Il papà come reagiva a sentire le canzoni? No, mio padre si divertiva da morire perché recuperava, intanto le ricordava cantando, ricordava le parole, cosa che non gli succedeva in altre situazioni, non con le canzoni e non cantando, aveva le sue difficoltà, invece cantare si ricordava e quindi ci divertivamo veramente a fare sta roba. Si andava in giro a canticchiare, così, sono dei bei ricordi, ecco, pur nella fatica, ecco, il momento un po' doloroso, però questi erano bei momenti, insomma lo vedevo contento cantare, sì sì. Questo divertimento che un po' secondo me manca tante volte qui in queste nostre, cioè il gusto cioè anche i valori, no? Uno dice il valore della famiglia, ma il valore della famiglia non è il valore della famiglia, il valore della famiglia è una famiglia che sta bene, che ride, che scherza, che mangia, che gioca e poi in certi momenti farà anche 2 discorsi seri, ci sarai nel momento importante, ma si respira un'aria piacevole e allora uno gli viene il valore della famiglia, il valore della famiglia è una maniera tristissima, formale, eccetera, cosa vuoi che ti venga il valore? Ti viene il rifiuto della famiglia, cioè il valore è sta roba qua, è mangiare, bere, giocare, stare insieme, divertirsi all'interno di una cornice che probabilmente si chiama famiglia, cioè voglio dire, non so. E questo vale un po' per tutto secondo me, insomma, no? I valori vanno vissuti, non vanno proprio, cioè, no, passati in modo così. Questo era il senso, insomma. Vabbè, vi ringrazio. Ma diverte questa sorta di ironia che attraversa appunto questi testi che poi canticchiavo anch'io in macchina con mio padre e mia madre, ricordo appunto tornando dalla montagna o andando verso il mare. E devo dire che era più mio padre a ricordarli, forse per l'età e forse per la provenienza, perché mia madre appunto essendo milanese magari mi faceva ridere con un dialetto che era completamente diverso, mia bella Madonnina, certo, o le mondine, ecco, comunque donne che lavoravano tantissimo e che erano un po' più come smagate rispetto alla vita a cliché fissi, che dicevano già male di chi non lavorava, dei terroni che non lavora, e mi passava insomma questa trasgressione che veniva dal fatto che lei aveva lavorato tanto, aveva lavorato all'Alemagna, aveva vissuto da sola, era rimasta vedova sotto i bombardamenti e c'erano questi 2 mondi a confronto, per cui mi dibatto ma mi proteggo da questa cosa, sì. Perché la sento troppo schiacciante, ecco. Beh sì, poi l'ho scritta io, cioè un maschietto magari. L'insieme delle canzoni sono impressionanti, la sottomissione, oppure l'essere la sconsolata, ecco, la donna sconsolata, la donna triste, perché si sa che ha un suo valore, quella donna che non emerge mai, che non alza la voce, che non si ribella. Sì, è un ruolo che si ritrova anche in commedie, in PS Party. Penso che al giorno d'oggi non ci siano neanche più situazioni che si ripetono con questa costanza, perché per fortuna ci siamo allontanati dalla guerra, per fortuna, speriamo ecco, che non ce ne siano altre situazioni che devastano tutto. Penso che durante la guerra ci sia un azzeramento totale di tutto quello che può essere la normale gioia, no? E che loro fossero esasperati, fossero privati di una vita fatta appunto di gioco, di leggerezze. E poi questo fatto della religione che pesa come un macete e probabilmente vissuta anche in maniera un certo tipo castigo, di religione, un certo tipo di religione, non come gioia di vivere. Certo. Poi c'è il ruolo della donna sposata che non può avere incontri, cioè non sposata, scusate, che non può avere incontri, questo fatto di morosamenti lunghi, queste storie pazzesche dove succede di tutto di più, e il doppio senso, belli i doppi sensi, la bottega, il baccalà, tutte queste cose mi fanno molto ridere, sono molto tipiche e si sente insomma la nostalgia di queste canzoni. Qualche volta, devo dire, la scuola recupera alcuni testi e appunto li analizza. I ragazzi sono stupiti di pensare che le loro nonne erano così, sono quasi... Certo, perché in TV non si vedono queste cose, no? Magari hanno visto Dario Fo recitare, però non sanno delle canzoni venete perché
perché non se ne parla più, ci si vergogna un po' forse. Sì, ma anche ragazze, io insegno, no? Ragazze che abitano nella periferia o comunque in campagna, eccetera, quando parli o presenti dei testi in dialetto, io le vedo rinascere anche perché comunque vivono in quell'ambiente lì. I nonni sono di quel tipo, i padri, eccetera, il dialetto è presente, per cui sentire, nobilitare, no? Una loro cultura, io le vedo anche rinascere come anche fisionomia, finalmente torno a casa, no? In qualche modo. Penso che anche i ragazzi comunque sono figli di quei territori e non li puoi tagliare come se fosse cambiato il mondo da ieri ad oggi, insomma, perché comunque c'è una frattura anche in loro. Cioè io, che appunto parlo in dialetto, lingua madre dialettale, poi sono andato alle scuole, quindi si parlava in italiano, e quindi ho cominciato a scrivere in italiano anche poesie. Poi a un certo punto, lo dico sempre, leggo Zanzotto, il Filò, che per me Zanzotto in dialetto è il più bello, e mi è bastato leggere Pin, Penin, Vaintin, Mi Buroto, Pea, Penea, Petenea, dove si tu finio, dove si tu scampare. Per un momento mi si è squarciato il tempo, cioè prima dei 6 anni ho sentito gli odori di mia nonna, della casa della nonna, delle ninne nanne, che avevo rimosso. Cioè in italiano, pur parlando in poesia dell'infanzia, se parli con una lingua che non è quella che vivevi, tagli comunque metà roba. Cioè chiami il gelso, lo chiami gelso, e se lo chiami morer ti senti il profumo del gelso, è diverso. Cioè sta roba qua non è una cazzata, non è una banalità. Cioè anche sto cazzo, scusate, di inglese, basta. Cioè ok che dobbiamo imparare l'inglese perché dobbiamo comunicare, quindi lo usiamo e lo impariamo, viva Dio, come internet, ma non possiamo fare le scuole in inglese. Porco Giuda, perdiamo la nostra anima, cioè io su questo veramente mi sento di incazzarmi, cioè non è possibile l'orgoglio della tua nazione, del tuo paese, delle tue radici. Se fai la scuola in inglese, dove vanno a finire? Per prima cosa con la lingua, togli la lingua a un popolo, gli togli l'anima. E questo non vuol dire fare il paesello chiuso, no? Ma dobbiamo, cioè questa è la nostra lingua e da qui partiamo per aprirci, quindi dialetto, italiano, inglese, apriamoci, giochiamo questa roba, ma non né chiudiamoci né facciamo l'inglese, tutti in inglese, facciamo la scuola superiore in lingua inglese, ma dove siamo arrivati? Cioè, ma l'anima la perdiamo per forza, cioè è grave sta roba qua, la lingua non è una cazzata così da studiosi di lingua, è una roba che ci tocca a tutti, cioè voglio dire, se io, scusate perché dopo io su queste robe, cioè se io sento, no, che quella poesia di Zanzotto mi ritorna indietro, mi apre un mondo. Nel momento in cui non ho la lingua per esprimere sta roba, ho perso 6 anni della mia vita. E allora sei come l'emigrante che va fuori dal suo paese, poi parla sto inglese, eccetera, e necessariamente perde qualcosa del suo mondo. Invece noi dobbiamo mantenere per intero la nostra identità, sia di campagna, sei nato in campagna, la puoi rimuovere, quella è, ma lo è, cioè in modo molto sottile, cioè lo è anche per il modello che hai poi di donna, che magari ti è dentro, e nonostante siamo nel 2017 hai un modello che risale, perché poi queste cose, no, l'inconscio non è che poi arriva il boom economico, in 2 mesi cambia tutto, no? Cioè tu mantieni quel modello lì, cioè che è quello di tua madre, di tua nonna, eccetera, e ti confronti continuamente con sta roba, non è risolto perché è arrivato il progresso, cioè no? E tutti, uomini e donne, abbiamo queste contraddizioni dentro che dobbiamo sviluppare, dirlo e rielaborarle, no? Per cui non sono cazzate queste cose, non è la roba della cultura, dell'intellettuale, del cazzo, cioè capite? Cioè è una cosa serissima che attiene alla nostra vita e al nostro vivere tirandoci dentro le nostre radici e mettendoci in gioco con la realtà che cambia continuamente. Cioè è una roba, la grande sfida, voglio dire, no? La grande sfida che abbiamo davanti. Non dobbiamo perdere pezzi per strada, perché dopo per forza ci sentiamo vuoti. Dopo a scuola cosa facciamo? Facciamo i corsi
scontro, non so, sull'alcol, sugli spinei di tutti i tipi, no? Perdiamo 6 mesi a far corsi su cosa? Contro il vuoto, no? Che abbiamo creato, togliendo le radici, togliendo l'anima alla scuola, poi facciamo i corsi perché questi giustamente, avendogli tolto l'anima, cosa faranno? Si spinella da mattina a sera, no? Ma non è un problema, cioè voglio dire che poi si spinella, beve, eccetera, cioè il vuoto poi quello dà, no? Ma allora diamogli l'anima, facciamo più Dante, più cose serie a scuola, cioè trasmettiamo valori nel senso di passione, e allora questi si spinelleranno anche meno, no? Se gli dai qualcosa di più interessante dello spinello, cioè non se ne può più, insomma, scusate, no, sono un cazzo. Grazie, Va bene, grazie. Francesco.